Centro anch'io, centro anch'io. Amici ben trovati, oggi ci siamo spinti sulle alture di via Pia Marta per raccontarvi la magnifica chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, meglio conosciuta col nome di San Cristo. Centro anch'io. La chiesa del Santissimo Corpo di Cristo è conosciuta dai bresciani col nome di San Cristo. Si trova in via Pia Marta, in cima ad una scalinata che conduce prima alla chiesa e poi al castello. È stata costruita nella seconda metà del 400 ed è uno dei gioielli rinascimentali della città. È considerata infatti la Cappella Sistina di Brescia. L'interno è magnificamente affrescato da Benedetto da Marone e Pietro Maria Bagnadore con scenografie e soggetti simili proprio alla Cappella Sistina. Fu fondata dall'Ordine dei Gesuati nel 1467 e costruita e dipinta nello stesso periodo del coro delle monache di Santa Giulia. Al cantiere della chiesa, sfarzosissima, collaborò anche il romanino. La chiesa conteneva un tempo anche il grande mausoleo martinengo, oggi conservato nel Museo di Santa Giulia. Quando nel 600 l'ordine dei Gesuati fu soppresso, la chiesa e i 3 chiostri annessi vennero occupati dai frati minori francescani. Oggi invece è sede dei Saveriani. Sulla facciata, nell'angolo inferiore destro, ad altezza d'uomo, si possono vedere delle formelle ottagonali con rosette che appartenevano un tempo al soffitto del Tempio Capitolino. Allora, diciamo subito che il detto di oggi non si addice perfettamente al luogo dove siamo, però questo è brutta come il peccato. Restate qui. Centro anch'io. Di nuovo qui in questo luogo magnifico per parlare di bruttezza. Brutta come il peccato. Vediamo se ne troviamo qualcuna in giro. È un po' una cattiveria questo, signora. Mamma, che tipo è quella ragazza? Che tipo è quella signora? Lei è brutta come il peccato. Brutta O è brutto come il peccato, cioè? Poveretta messa male. Da Verona. Senti, di la verità. Ti è capitato mai di dire di una ragazza, ma tu l'hai conosciuta quella che tipo è? L'è brutta come il peccato. Devo capire tu dire un'altra cosa, però a Brescia ancora qualcuno dice l'è brutta come il peccato, cioè? Cioè un po' bruttina e... Lei non potrebbe dirlo perché è sposato, però che l'è brutta come il peccato, ovvero? Che è brutta tanto, che è brutta di stessa per mia, non so cosa dire. Lei Come il peccato, perché prima- il peccato mortale è una brutta cosa e di conseguenza potrebbe essere brutta come un peccato mortale, non veniale, quindi molto brutta. Però lei, prima di sposarsi felicemente, solo donne belle all'epoca, Eliseo? Ah beh sì, è solo donne belle, poi ho scelto la migliore, la più bella e... Non può sbilanciarsi perché è qui accanto, per quello. sì. No, ma è così, cioè io sono contento della donna che ho scelto. Ne conosce lei di ragazze, di donne brutte come il peccato? Ah, no, neanche una. Tutte quelle che conosco io bellissime sono, quindi nessuna brutta come il peccato. Boom! Boom. Poi ragazzi, è bravo il papi qua? Ce lo facciamo comprare un gelato? Sì. Brutto come il peccato, non tu, per carità di Dio. Mancherebbe. Ma stiamo scherzando, mi sono seduto qua apposta. No, dico brutto come... oppure brutto come il peccato. Hai mai avuto conoscenze di ragazzi brutti come il peccato? Sì. Beh, però se erano capitalisti li dovevi tenere, Ma no, vabbè, non conoscenze così approfondite. Facciamo che una volta lo dico a lei, per un uomo brutto, ma brutto non suo marito per carità di Dio e altri, brutto come il peccato, che significa? Brutto come il peccato. Cioè? Il peccato è brutto o brutto come il peccato? Però lei, a parte che l'ha scelto bello, con gli occhi verdi, che sono verdi, gli occhi verdi, poi l'ha scelto anche capitalista, vero? Sì. Quindi lei di uomini brutti come il peccato non ne conosce. No. Io adesso dovrei dirle una cosa, lei non si offenda, non è riferito a lei, è il detto, è il proverbio di oggi, no? Che non vorrei rimediare magari una sberla. Brutta come il peccato, cioè non lei, dico, chi è una brutta come il Brutta come il peccato. Brutta come il peccato. Beh, può essere veramente una persona malvagia. Bene, allora dai, simpatica e semplice, no? Quella di oggi. Brutta come il peccato, brutta come il peccato.
con una cattiveria tutta maschile nei confronti delle donne, ma anche le donne potrebbero dire così dei maschietti, no? Brut come il peccato. Grazie per essere stati in nostra compagnia, amici, alla prossima, ciao!